Inaugurato stamani il nuovo store Bruno Euronics ad Agrigento, sguardo e attenzione rivolti al futuro e forti dell'esperienza di un passato che da oltre 85 anni fidelizza e non tradisce le aspettative e desideri di tanti siciliani. Con queste premesse la Bruno Euronics, azienda al vertice del retail di elettronica di Consumo Italia, si appresta a rafforzare la propria presenza in provincia di Agrigento. Quello di Villa Sete è il quarto punto vendita della Bruno Euronics presente nella nostra provincia, dopo Castrofilippo, Licata, Agrigento, anche Villaggio Mosè, a testimonianza della forte attenzione che l'azienda rivolge nei confronti del nostro territorio. Euronics, una stella che nasce e in realtà è già radicata nel territorio agrigentino, ma per noi è un orgoglio averlo come partner al centro commerciale Città dei Templi. Un momento difficile che il centro con le sue tante offerte cercherà di superare ancora. Certo, noi cerchiamo sempre di dare uno stimolo in più in questo territorio e siamo contenti di avere Euronics che seguirà questo nostro cammino per dare sempre di più al territorio. Un momento sicuramente difficile che Euronics mette da parte con l'apertura di un nuovo centro qui ad Agrigento al centro commerciale Valle dei Templi. Sì, un grande atto di coraggio, ma in realtà è un voler continuare il proprio percorso senza lasciarsi influenzare dalle avversità di questo periodo. Noi confidiamo sempre nella nostra professionalità, nella nostra voglia di poter offrire un servizio e un'accoglienza a tutti gli agrigentini. Questo è il quarto punto vendita della provincia di Agrigento e siamo veramente onorati di poter svolgere questo servizio. Un marchio che cresce in maniera esponenziale e che in questo momento difficile assume pure, cosa di non poco conto. Sì, sicuramente come dicevo il nostro percorso continua non appena in Sicilia ma anche in Nord Italia, perché la nostra azienda sta svolgendo lo sviluppo anche in Nord Italia, nel Veneto, Friuli, Venezia Giulia, e prossimamente saremo presenti nella città di Milano. Come mai questo investimento e cosa offrite qui ad Agrigento al cliente che viene? Allora, questo è il nostro quarto punto vendita in provincia di Agrigento, dopo Agrigento, Licata, Castrofilippo, atterriamo a questo quarto punto vendita e offriamo quello che da 86 anni offriamo in Sicilia prima, nel resto d'Italia adesso, la nostra serietà, la nostra professionalità, la nostra attenzione al cliente, il nostro essere e metterci sempre la faccia. Quindi ci siamo, ci saremo e vogliamo esserci. Come intenderete sviluppare ulteriormente l'offerta sul mercato? Allora, l'offerta sul mercato, noi abbiamo la fortuna di essere tra i migliori partner delle migliori aziende a livello locale. Agrigento si arricchisce di un ulteriore punto vendita che avvicinerà la tecnologia mondiale alla territorialità della nostra Sicilia. In provincia avete in mente altri sviluppi, altri investimenti? L'azienda ha radici profonde, è un'azienda che compirà a brevissima, fra qualche giorno, 86 anni, ha grandi frondi di sviluppo sempre, è un'azienda che non si ferma, si è strutturata negli ultimi anni sempre di più per crescere nel panorama siciliano e nazionale, è un'azienda orgogliosamente italiana, orgogliosamente siciliana, è un'azienda che prevede ulteriori sviluppi. Se ci sono le opportunità e questa meravigliosa terra ce ne darà opportunità, assolutamente sì, pensiamo di sviluppare altri punti vendita. Le opportunità sono date anche a chi viene a lavorare qui, in un momento sicuramente molto difficile. Come dico sempre, questo è il primo drive, la prima guida che ci dà la spinta per aprire nuovi punti vendita. C'è sempre un guardare il mercato, le opportunità ovviamente, ma c'è anche l'orgoglio di dare opportunità di lavoro ai nostri meravigliosi giovani perché lo meritano.